giovanili e così via. Certo, e adesso l'Associazione Culturale Fedora Puzzu di Selargius e qui davvero arriviamo al grande fasto del Sì. Campidano, perché certamente emergono alcuni elementi che sono solamente campidanesi, Sì. quindi dalle gonne, dai grembiuli a ventaglio, i tessuti e la parte che arricchisce dei gioielli che Certo, naturalmente... però soprattutto svetta una cosa, la cura meticolosa e maniacale dei dettagli, sia degli uomini che delle donne, parlo di questo gruppo. Certo. Anche qui una ricerca mai interrotta che porta a riproporre tessuti sontuosi, i taffetà di seta, i damaschi operati, straordinari, tutte le varietà di copricapo e nel dettaglio vestimentario fra tutti spicca la qualità delle uose degli uomini, quale che sia la foggia che indossano, calzate perfettamente aderenti alla caviglia e al polpaccio come in tutta la Sardegna si usava, non soltanto in Campidano, naturalmente quelle campidanesi hanno dettagli che altrove non venivano usati come nastri colorati o altri elementi, ma insomma dobbiamo soltanto dire qui c'è tutto da guardare. No, anche perché veramente è rappresentata tutta la comunità tutta. e anche periodi storici differenti, che questo naturalmente Sì. da sottolineare, non possiamo raccontarvelo nello specifico, ma è importante che... È impossibile anche perché le varietà sono davvero tantissime. Non possiamo che essere fieri di averli i nostri ospiti. Bene, e adesso invece Sennori con l'associazione folclorica Gruppo Folk Città di Sennori, un altro abito, un'altra foggia sulla quale tanto ci siamo soffermati, ben documentata anche nella sua versione di gala, sulla quale un pochino nel tempo forse si è lavorato in maniera varia. Ecco. Sì, diciamo che anche Sennori ha raggiunto